Sottovoce incontro a Freud Bones, un gioco che gada in fuori nel 2021 senza però abbiamo una data si ispira a quella che è la vita di Sigmund Freud e adesso è come l'è Kronenzeitung, la psicanalisi e la nuova magia negra. De Gras des Neuf ospita o studi a luci rosse, nuova meta della annoiata e isterica borghesia. Stipata nel sonno minuscolo e polveroso studio, o il medico ebreo Sigmund Freud ha ricevuto decine di fonne per sottoponile al suo barbaro metodo di indagine intrapsichica, burius, pervertit e cattiv s'acciappa della crème dell'alta aristocrazia viennese, al propina teorie astruse e demoniache, sogni proibiti, ipnosi, incesti e desideri miatro civili, è il fulcro di so costuse cicciarade, invegras al numero quel del 19. L'Urden di psichiatri chiede che al sa ritire, ma la sua fama la continua a andare su. Chissà se sentiremo parlare di questo ebreo cocainomane a Osti. J. Krober che pensa che sarebbe magari contemporaneo, in effetti dopo che ha visto successo, quindi non avrà sentito parlare sé. Questo che invece è Carl Jung, che era il suo allievo, che dopo il stecca via vediamo cosa dice. La prima volta che si è incontrata, hanno parlato per 2 ore. Si era inebriata dalla sua inesauribile energia e dalla sua mente geniale e frenetica. I nostri strade i sedi dide bruscamente nel momento che Go capì la sua ossessione per la sessualità, l'era pretestuosa e mi accettabile. Crede mia che la raiz di ogni sofferenza e ogni tensione psichica la sapete riferirsi a due trauma sessuali. Crede che Freud al sabe in crisi e che al sabe mia senza un amico fedele al finirà per far mangiare di suoi stessi fantasmi. In effetti Carl Jung dopo forma tutta un'altra scuola del pensiero rispetto a Freud. Vediamo che allora mi fa la scrittura. Quindi il dottor Freud sarebbe stato un ebreo venal perverso e iracondo. Nigotta de più bel, ho sempre provato una profonda suggestione rispetto ai reietti della società. Gli dispetch chi mostra i nostre deformazioni, credo che andrò a conoscere, chissà magari fraternizzare con Eugenio pervertito per sorprendere. Cosa succede? Capitolo primo. La notte fosca dell'anima. Prof. Dr. Freud. In una notte fosca dell'anima è sempre i 3 della mattina. Chi al gabe di questo laur che al gerare su. Andella bolgia che la fa festa di usale a che gona la ment. Come soriata a questo punto? Beh, se la sa mia lui. Nessuna autoanalisi della notte la può cominciare senza il sigaro. Sudria amor a causa del me stesso velenoto al se vissuse. Per proteggere la mia teoria, le mie intuizioni goduite fa un atto di fede.
Dovevo fidarmi del mio istinto, allontanando da tutta la società, allontanai i curiosi, gli scettici e poi gli amici, per ritrovare anche inciodata noce dopo noce nella cruz della mia solitudine, qualche tempo l'era il rifugio, adesso è la sembianza di una gabbia dorata, gommesso lì nel vino, gommesso nella compagnia, e poi là ultimamente ma genera mia soddisfazione. Forse la cocaina l'ha provocata una profonda depressione. Si drea brusando la mia insonnia mentre il tempo al va. Dove finì l'infuso del mandragola, poter placare e riposare se domani ore mieiga un aspetto viola da tossicodipendente tal seta monologo di torbide tinte tatroe mia Tagere anticipa che il nostro caro dottor Freud è in preda a una profonda crisi. Pensa che te, almeno una volta nella vita, ti sabe sentì perdit al centro del labirinto e senza una mappa. Questo è il momento per introdurre nella tua testa. Daga una ma a trovare la luce e la speranza di cambiare radicalmente la visione della psiche umana circa i raiz della crisi del dottor Freud. Salta dentro i pensieri di Freud, salto mega de un arco di Ojai. La mandragola è per i sciure e ti preparare la mia a quel che gede ascoltare. Che il sigaro invece accompagnata da bel whisky, bel vec, whisky sigaro. Chi ha parlato? O no, un'allucinazione uditiva l'ultima urde che ho bisogno. Sigmund, chiamala di razionalità, forza, e fa il respiro. Se di fronte all'ennesimo effetto collaterale della cocaina, basterà praticare l'astinenza graduale, fumare di più e concederti un po' di svago, di perdita di controllo oppure diventerai un evrastene. Bene, l'estate effimera le svenida in fretta. Praticamente Nutran fa tipo... Cioè, o c'è l'allucinazione di Freud che appena pipa la cocaina, oppure c'è tipo la coscienza di Freud e nga fa i robe. Aspetto un capire. Quindi alla storia della mandragola Nutran risponde. Oppure sul demone che taghedde che decide di dare una scutida. Forse né il sogno né la cocaina, le cause della mia esita scava più a fondo. Fu la seconda. Al pensa. Le uniche soluzioni logiche, messo non da scienza, le due un esaurimento nervoso. Vede venire fa bene, insomma, l'esaurimento nervoso venire fa bene. Dai, fu una domanda psicanalitica.
Ah, ok, adesso anche de catafo senza una vus buona o una vus cattiva. Vai, fomi vrai. Mm? Vabbè, insomma, la mia c'ha fa da bene. Sigmund sotto il controllo sa libreria di Torments. Sigmund lascia che c'ha per me il pis della tua coscienza si spari. Prima, che mia libertà che la poda è simponita con la forza. Messo il padrone di mio Mm? pensiero. Messo il capitano della mia anima. Vabbè, dai, qui che è crossover con Nelson Mandela. Denanzi alla superbia bisogna rispondere con garbo e ves furbi. Sigmund, adesso te, toccate il men, te mettiti madre la schiena, è più da psicologo. Mm? Te dovresti essere che ai us che vede det, bisogna mia ribellarsi. Te sei squisita a me pignola, Ugh. te sei ostinata, te pedemia che vesse una parte del mio inconscio, stasè che motivo l'ignore. Te cedo il controllo ma ricorda che sono Sigmund Freud. Allora, adesso esplora o studio e cerchiamo indizi della crisi. Clicca col tasto sinistro sugli oggetti. Allora, statuina egizia. Mi pensa che tarierete a veneram come il gatto egizia. Ugh. Tabacco. Fumare è indispensabile se gani gota de bacià. Che andrà. Sigaro reina cubana. Freud lei fumatura in calite. Ugh. Vicious. Va alla libreria.
Statua di Socrate. Conosci te stesso? Hmm? Lì ho inciso sui tempi d'Apollo. Dov'è Buddha? Cosa c'entra con Socrate? L'aumentà all'ora è una circostanza, proprio il fa che ne su al massomès. Messo de per me e l'urie töc. Pensare e essere lì a pensare a mo. Hmm? Hmm? Guardo sta libreria che ogni impulso che ansuffuga le olvele dell'anima. Hmm? Doma la radio. Doma il telefono. Doma il divano. Amore aiuta. E adesso è questo che mi ha torto. Andom il marmo. Ergota tutta che sapellino. No, scrivania la discosa invece. Ah, ok. Biglietto per Berlì. Una pipa. Questo che lei è vero.
ogni tal se senti di profumo ti ha portato tutta un'altra banda del posto da te che magari in più. Eh, e che salta fu amo all vicious che hai detto da lui. Ogni luce solitaria ha lo stesso destino. Ogni branco al suo fuga nell'invidia della sua inafferrabilità. Ogni branco che il Gafà e lei e il Galira trova mia la pace fino a quando al divora mia. Hmm? Ok. Allora, la noche che l'è passata si riempie da delire, una us, un eco in fondo ai corridoi della mia mente. Lei emergida e gacciapato il controllo. Conosce il mio sottotono, conosce il mio quel che vuol fa, so doma che l'ha detto da me, i lettere anonime i sa accumula tra i scaffai. Ah, praticamente che manda i letterine anonime a Freud. Telegrammi. Ok, che i Schulz de Freud che mangia 2 kg di manzo. Vabbè, poi ti potresti preparare gli averi nei caffè notturni per acquistare outfit alla moda o vest virtuoso e donare tutta alla tua famiglia. Se mi vede mia, poi che fa vita notturna in giro per Vienna comunque. Vabbè, quindi dominante. Ah no, questa che sotto barra di metodo. Varia in base alla media delle decisioni e il metodo terapeutico. Nox, che è la sura. Ah, ok. Ugh. Vicious, lascia per. Hmm?
po' la turta, dai, adesso. Le riada una lettera. Quindi adesso provo ad aprirla. Clinica psichiatrica Belvenue, Kreuzlingen, Svizzera. Gentil dottor Freud, ta scrie queste poche righe per introdurre la fauna che la era det al tuo studio sul mio consiglio è Elsa Kovacs. Elsa è una creatura speciale e vorrei comunicare con dispiacere o il mio tentativo di curarla la mia andata bene i bagni frecci e l'elettroshock, la somministrazione di cloraglio e bromuro, i massaggi, tutte sta vano, lesiamo attacca la mia copada per i nostri metodi. Ta fideis sapienti curi innovativamente bla bla bla. Ma almeno le riuscite certi medici, ma che sta prensio. Adesso Salome. Cosa? Gargota che cosa bianca sta lettera? Scrive cancelli senza pace. Somiglia da cominciare il filo di pensiero al Sarom e tutti oltre la ragiularia e me invece che ha parlato adesso doma la fiamma che la diura o il me pensiero anche il pomeriggio Freud che fai cos'è a qual pomeriggio si riferisce? Ah, ok, quindi è poi un'analisi del testo. Come sempre ammirare la feroce eleganza di tuo silenzio e gli stacci questi silenzi a portante te. No, gramo un'intera siu. No. La compagnia di cosa che è la nebbia. E una fonna. Di un ambiente sulle uomini alla tent a scalciare e a perì. Teta se me galleggia o il no scontrato contatto. La staccia è una fonte dei sogni. E fantasie per me tenere a Roma rimarrei presto che questa città prende dei suoni vabbè insomma è una lettera per Freud che è un po' se ah no guardiamo ah ecco Hmm? Hmm? insomma che da psicanalisi alla scetta ok adesso andiamo dei pazienti cartella clinica del paziente contiene tutti gli informazioni basilari di cui che bisogna vabbè nome Elsa Kovacs, età 24, nazionalità ungherese, stato civile nubile, paternità Frank Kovacs, maternità Anna Kork, domicilio Regenstrasse 77, sintomatologia anemia, farmaci,
Certo medico. Poesia, stato di famea, no. Stato di ok, va bene. Capito. E quindi adesso non fa cos'è? Ugh. Ah, quindi mi tocca leggere l'enciclopedia britannica per capire. Eh. Ah, vabbè dai, la disegni. Un minotauro, il serbatoio di energia vitale, vabbè. Vabbè, l'es, l'inconscio, l'è impersonale, è privo di logica, di pensiero astratto, di moralità. L'es, lei intimamente, lei insieme caotico, turbolento, di pulsioni sessuali di ciascun individuo, che queste pulsioni è potenti e quando i veri primidi causa di meccanismi di difesa che si trasformano in svanesmia. L'io è la marionetta che ispira la libertà, sottopunita ai richieste delle es e rigettata dal mondo, perciò che lei intimamente è l'io che lotta per stabilire un'armonia duratura tra tutte le istanze che l'abita. Questo che sarà il superio, infatti, o il superio assimila i leggi sociali e attraverso il senso di colpa al penes l'io nel momento in cui questo decide, vabbè, è sì, è superiore, vabbè, opere di Freud, introduce la psicanalisi, no, guarda, davvero godelesse tutta quella roba che, scusami, andiamo, comunica il trattamento analitico, dai, dominante, ok, opere di Freud, Uber coca sulla cocaina, anche a capire perché gacciapa la dipendenza. Farmacologia. Vabbè, comunque è interessante per adesso, specialmente questa parte che dentro di su per vedere, magari introduci di meccaniche. Sì, vediamo un po' che la seduta terapeutica come la funziona. E il Sakovash. La psicoanalisi ha il grave obiettivo che è abbastanza duro e complesso, fronteggiare le oscure forze dell'ess, per riportare l'ego al controllo. Avrebbe essere un archeologo, un investigatore, un oste pazienze e generale crudele. Vabbè. Sì, praticamente è una specie di psicanalisi che Ngade fa in maniera un po' simbolica, come vedi che barra della relazione terapeutica mostra il livello di transfer, ossia di intesa o di dissidio che tra te o il paziente, o stress del paziente va tenuto sotto controllo, punti esperienza iacciapa legisia. Dai, insomma è interessante. Campo, famiglie, famea, sintomi, personalità, sintomi. Lento, tono, calmo, pressante, compassionevole, calmo. Ok, quindi adesso vengo selezionato tutto.
come... no, Ah, ok, ya sta. Benvenuta signorina Kovacs. Prima di cominciare la seduta, sottolineo di informarla che in questo studio lei è protegida dal segreto professionale. Niente da che la conterà se lei andrà fuori che messa l'unico ritegno delle sue. Quindi che è il trauma. Cambia mia espressione, sono sempre tranquillo. Ma adesso che stai parlando della sofamea. È sempre calmo. Ma a tempo. Tempo lento. Sono sito in Ungheria, cosa scusi la mia gioventù che lei insomma andava bene, durato praticamente fa che contatto una grave patologia cardiaca e le morte di mie braccia, quindi che appunto che era un evento traumatico. I fu come gli è condannate a un'estrema origine dell'anima a favore del prossimo, in effetti all'epoca cambiare espressione, no, cambia mia espressione. Sintomi personalità Yendace. Ah no, personalità la sua personalità. Tempo sempre lento e tono è sempre calmo. Concentrarsi sulla sua soggettività. Ok. A me sono tutte posizioni, destettisce dopo. Cambiamo espressione, no.
Ok, ho il primo paziente l'è andato. Beh, è interessante che la meccanica che Ugh. praticamente nga fai comunque nga fai una psicanalisi anche se sommaria. Ah, ma un'altra lettera. Cos'è Freud che c'ha l'infarto? Basta, pensi che la demo sarebbe finita che... Sì, la demo è finita che... Allora, gente... Mi è piaciuta che la demo che mi è piaciuta... Mi è proprio piaciuta. Caso che venire fuori del... Aspetta, tiri via la musica, almeno si sente la parte di audio. Questo gioco venire fuori nel 2021, gagniamo, come dice, una data di programmazione, però penso che il tenero Deutsch perché mi è piaciuto questa meccanica di ardare la psicanalisi, vabbè, dopo il caso che fa Vele era proprio i classici casi freudiani a inizio, proprio da inizio secolo, calcoli che una bella parte di Faune che l'andava da Freud, cioè sarebbe stata una persona normale nella società King Nutter, però con tutti i rischi dell'epoca e i veniva fuori, cioè diventai di persone isteriche, e infatti l'isterismo, cioè grazie alla liberalizzazione di costumi sessuali e della fauna, l'è sparita come malattia psichica. Secondo me che merita che di bei spunti, comunque che la grafica che l'è simpatica tra il disegno e se sta roba della psicanalisi la m'ha intrippato un po' e Nigota spero la pede piesi per me l'altegnero 2 magari va a fare una recensione del gioco finito. Va salute, alla prossima e mi raccomando, se il video va piace, metti mi piace sotto il video e se che il genere che della roba la va piace, comunque metti mi piace poi al canale che cerca di portare poi altri materiali. Va salute a tutti e mi raccomando, cerco di parlare la nostra bella lingua lombarda.